Siamo oltre 100 quelli che stamattina, nonostante la pioggia, andiamo a vedere lo stabilimento oggi della Colagem per produrre il cemento, ma ancora più interessante, almeno per chi non la conosce, la miniera. Nello specifico la miniera di Cava Pece, cioè la più grande cava di asfalto del comprensorio asfaltico ragusano. Significa molte centinaia di metri di sviluppo di una galleria che ha un corridoio di ingresso, il più grande e principale, largo almeno 30 e alto altrettanto. Quindi, come opportunamente il professore Flaccavento l'ha ribattezzato, una cattedrale sottoterra. Tale, tra l'altro, fa pensare al Duomo di Orvieto per il fatto delle stratificazioni di calcare bianco e nero, imbevuto o meno di petrolio. Un ritorno utopistico, auspicabile, alle origini di gran parte di noi ragusani che abbiamo avuto a che fare nel passato, ormai malgré moi, un po' lontano, con i piccialuori, ovvero tutti coloro i quali hanno lavorato a contatto con la roccia asfaltica, che nel nostro dialetto è ribattezzata Pecia Bice, e da lì piccialuori, cioè tutti quelli che l'hanno maneggiata, che ci hanno lavorato più o meno direttamente, dal carrettiere che la trasportava a Mazzarelli per poi essere esportata letteralmente in tutto il mondo, a chi la infornava nei cosiddetti gassogeni, ovvero nei forni di Bartolomeis per estrarne il bitume che aveva poi ulteriori lavorazioni. Migliaia e migliaia furono i ragusani che lavorarono per circa 80 anni nel comparto minerario, cioè a Tabuna, Cava Pece, Cortolillo, Pegione, Sdrubato e Lusia, dove oggi c'è, oltre che la cementeria e la Versalis che produce petrolchimica, per il resto c'è un vuoto di memoria. Con la passeggiata di oggi organizzata dal laboratorio Insieme in Città tentiamo di colmarlo.
stoccare dove veniva stoccato prima il cleaner, che ormai è obsoleto. Dall'altra parte, quello che si vede in cima, quello è un silos dove stocchiamo direttamente un cleaner, dove il prodotto finito, prima di fare quando passiamo questi sono dei pezzettini di lava, né più né meno, sembra lava, che poi va direttamente macinato, che ci sono dei mulini qua, sono i mulini cemento, viene macinato, additivato ancora del gesso in base a quello che si deve l'argilla, e poi facciamo questi tre silos che vedete qua fuori, sono il prodotto finito, il 325 e il 425, il cemento. Sono sì, questi tre più questi due. Qui sono i caricamenti, direttamente scende una proboscide, ci sono sotto direttamente i chimici e vanno a caricare direttamente le sistemi del gesso. Grazie.